Speravamo in un cambio di rotta della Regione del Veneto a servizio della montagna e del Veneto e della giusta spesa dei soldi pubblici e non quindi di investimenti capaci esclusivamente alla fin fine di creare futuri debiti e perdite per il territorio della montagna e per la Regione del Veneto. Invece abbiamo visto una pirouetta, un ritorno indietro, un indietreggiare che è dannoso per tutti quanti, perché se il Presidente Zaia rischia di non crederci più, lui che era il primo sostenitore della pista da bob, è evidente che le nostre sollecitazioni rispetto ai problemi economici, non soltanto del costo di 85 milioni che oggi grava su fondi pubblici, fondi da trovare che dovrebbero invece essere spese per le emergenze energetiche, sanitarie, per l'emergenza del rilancio della montagna e non soltanto di alcune grandi opere, ma soprattutto dei costi futuri, perché abbiamo visto, abbiamo testimoniato oggi in questa conferenza stampa come i costi futuri siano fortemente sottovalutati a causa dell'aumento del costo dell'energia e le future entrate assolutamente sottodimensionate, con numeri per esempio del taxi bob, cioè della discesa fatta dagli amatori, da non sportivi, assieme ad un bobista esperto, assolutamente pompati, 6.000 discese all'anno, mentre la realtà dei fatti è che nelle altre piste realizzate in Europa, le più vicine di Koenigsee e di Innsbruck, la discesa media annua è di 1.300 numeri appunto di discesa, di 1.300 persone, quindi è evidente che questo tipo di rapporto è irreale e noi desideriamo che si ritorni alla realtà con numeri veri fatti per spiegare ai cittadini come questo tipo di investimento possa essere utile o meno. Per noi non lo è e anzi rischia di essere un cappio al collo per la comunità di Cortina, che oggi era rappresentata dal Comitato Civico di Cortina, che ha raccontato come da ogni grande evento, da grandi investimenti per grandi operazioni, non soltanto le Olimpiadi ma prima ancora per esempio i mondiali di sci, abbiano avuto tante promesse di nuovi interventi a servizio dei cittadini di Cortina, di nuovi servizi al servizio dei cittadini di Cortina e in realtà queste opere, questi investimenti non sono stati fatti perché una volta terminato il grande evento tutti scompaiono. Noi vogliamo invece che si ritorni a mettere al centro la comunità della montagna e che non vengano utilizzati nei fondi pubblici ma neanche quelli dei comuni confinanti, cioè quelli che più stanno soffrendo l'essere in montagna e essere come dire abbandonati da grandi politiche della Regione del Veneto, che non vengano spesi per opere inutili ma solo per operazioni che davvero servono. L'opzione Innsbruck per noi è l'unica strategia perché evidentemente ci consente di non investire 85 milioni, sì di dover affittare per quel periodo una pista che già è in corso di revisione e di ristrutturazione e di farlo nel rispetto di quelli che sono i tempi soprattutto e oltre appunto alla questione dei costi e del peso futuro sulle future generazioni di Cortina e di comuni di montagna. Vogliamo che la pista di Innsbruck venga riutilizzata perché è l'unica che può continuare vicino a noi a sopravvivere e a vivere in futuro grazie all'operazione che è già stata messa in pratica dal governo austriaco. In Veneto evidentemente queste grandi perdite potranno causare l'immediata chiusura della pista e noi non vogliamo che i soldi vengano spesi male. Al momento non è dato bene saperlo, parrebbe all'incirca più di 60 milioni di euro, ma in realtà non è dato saperlo perché la Regione del Veneto non ha mai interloquito, a detta appunto da chi gestisce la pista di Innsbruck, con Innsbruck per capire i costi dell'affitto e i costi di gestione di questo periodo di Olimpiadi fatto in trasferta. Questo è molto grave perché non ci possiamo basare su supposizioni, ma dobbiamo basarci su dati reali ed ovviamente dovevamo, prima di scegliere tra le alternative, capire davvero la realtà delle alternative a disposizione nostra.